Un ringraziamento importantissimo ai nostri clienti, orgogliosi di avere clienti come loro, che ancora una volta hanno reagito immediatamente a questa emergenza a livello internazionale. Ali, insieme a Croce Rossa, si è mossa appunto per questa raccolta fondi che oggi è arrivata a 200.000 euro, donati per i beni di prima necessità e che appunto oggi verranno convogliati in questi aiuti. La meccanica, la riassumo per chi ancora avesse la possibilità e la voglia di aiutarci, consiste in 100 punti di carta fedeltà tramutati nel valore di 1 euro che li raddoppierà portandoli a 2 euro. Appunto questo sforzo da parte dei clienti vicino a noi ci fa ancora una volta orgogliosi di avere clienti che capiscono la situazione e hanno voglia di aiutare. Un grazie a tutti i clienti e porto il ringraziamento dei nostri clienti a Croce Rossa Italiana che si è mossa per prima a livello internazionale come sempre ha fatto e appunto questo ringraziamento va a tutti loro sia per quello che stanno trasportando come beni di prima necessità in Ucraina, ma per quello che stanno facendo localmente, quindi ricevere i profughi e dare a loro il primo sostegno. Grazie a tutti. Allora, la Croce Rossa Italiana ha iniziato da subito con una raccolta fondi finalizzata soprattutto all'acquisto di materiale come da richiesta delle consorelle ucraine e dei paesi limitrofi che chiaramente sono quelli che hanno dato il maggior supporto alla popolazione in fuga. Le cose urgenti in questo momento sono state medicinali e continuiamo la nostra raccolta di medicinali ancora e poi sono state acquistate delle derrate alimentari specifiche. Sono stati acquistati dei gruppi elettrogeni, delle torce, cioè dei materiali su richiesta esplicita, perché in questo momento noi abbiamo già fatto come Croce Rossa Italiana parecchi passaggi, ma portare del materiale ha dei costi notevoli. Tante volte conviene comprare sul posto perché chiaramente Polonia, Ungheria e altri hanno la possibilità di offrire degli acquisti mirati e quindi vale la pena portare avanti la donazione economica più che non delle raccolte che poi non sono mirate alle esigenze reali.